Stiamo per cominciare storie di famiglia, ma siamo stati bloccati perché stanno arrivando degli ospiti inaspettati. Sono anche un po' curiosa, francamente, ma mi scusi, voi chi siete? Noi siamo dell'associazione Solidape di Cazzago di Pianiga. E che cosa ci fate qui ad Antenna? Non so, qualcuno ci ha invitato, ci ha detto venite qua che è una bella idea, vediamo cosa fate, spieghiamo un po' a tutti. Noi stiamo facendo una raccolta fondi comunque in sostanza per 4 associazioni. All'inizio è partito tutto per una raccolta fondi per la LILT, Lega Italiana Lotta contro i Tumori. Poi la cosa si è allargata, siamo in 10, ma casomai dopo se ho la possibilità vi spiego bene tutta la faccenda. E come fate questa raccolta fondi, scusate? Andando in ape a Capo Nord, in ape. In ape, con queste api? Eh sì, ne abbiamo 5, quella è la bianchina, questa è la rosina, le altre 3 si stanno riposando e comunque andremo in 10 con 5 ape, 2 per ape e stiamo facendo una raccolta fondi con questa iniziativa qui, abbiamo già raccolto parecchi soldini, dai, e noi ci autotassiamo anche. Bravi, bravi. Beh, vabbè, intanto parcheggiate e noi cominciamo con storie di famiglia. La sigla. Bentrovati ai nostri telespettatori a Storie di Famiglia. In un campo di calcio, in un momento in cui tra amici si stavano condividendo dei momenti spensierati, è cambiata la sua vita. La vita di Pietro Martire, è un ragazzo, ora 37enne, di Dolo, in provincia di Venezia, che dopo una rovinosa caduta mentre stava giocando a calcio è rimasto in carrozzina. La mia vita è cambiata, ha detto, ma grazie alla sedia a rotelle ora faccio tante altre cose e se sono l'uomo di oggi lo devo principalmente alla mia famiglia, ha detto, a mia moglie e agli amici. Ebbene, Pietro Martire è qui ospite a Storie di Famiglia. Ciao Pietro. Buonasera a tutti. Possiamo darci del tu? Certo. Come stai intanto? Beh, bene, vengo fuori da un periodo un attimo di stop, però sto bene. Abbiamo detto, ora sei in carrozzina, fino a 11 anni fa, anzi 12 anni fa, 12. Era il 2004. 10 aprile. 10 aprile del 2004, un giorno che naturalmente non dimenticherai mai. No, io lo chiamo che da lì è iniziato il mio secondo tempo. Quella partita si è fermata il primo tempo per questo infortunio che mi è capitato e da lì è iniziato uno nuovo pieno di vita comunque. Prima cosa facevi? Beh, prima facevo il tecnico informatico e la mia vita era dedicata al calcio principalmente come sport e come riempiva sicuramente la mia settimana in 3 allenamenti a settimana più la partita, insomma. E facevi parte di questa squadra, lo ricordiamo il nome di questa squadra? La Camponogarese. Io sono cresciuto calcisticamente a Dolo, poi ho girato anche a Abano, a Campo San Piero e poi gli ultimi anni ho giocato a Camponogare in prima categoria. Hai cominciato prestissimo, quindi All'età di 6 anni. a mettere le scarpe da calcio. Sì, all'età di 6 anni. Una cosa che hai voluto tu o i genitori? Guarda, mi hanno portato lì e dopo una decina di minuti sono ritornato a casa piangendo perché non mi trovavo, però poi sono ritornato ed è stata parte integrante ed è parte integrante della mia vita perché è una passione, è come la gente quando va in moto, è una passione. Ne ho conosciuto di pazzi in ospedale dove sono stato a Montecatone che dopo l'incidente fatto in moto magari ritornavano in quad o ritornavano addirittura in moto chi aveva la possibilità. Quindi per me il calcio è una passione, seguo la mia squadra del cuore che è il Milan, anche se in questo periodo non va benissimo, però insomma alleno anche una squadra di calcio a 5 di gente di ragazzi coetanei e quindi insomma. Il calcio ti ha tolto qualcosa, ma ti sta dando anche tanto in questo momento, quindi? Sì, mi sta dando tanto, anche perché con gli amici organizziamo, era partito inizialmente per aiutare il sottoscritto e si chiamava Torneo Insieme per Pietro, che poi negli anni si è trasformato Insieme con Pietro, per aiutare chi non ha la fortuna di avere amici come ce li ho io.
Te ne sei fatti tanti. Sì, se prima ne avevo tanti, ora ne ho tantissimi. Che cosa è successo quel 10 aprile del 2004, Pietro? Beh, era un momento, una giornata di calcio, un recupero di una partita che era stata sospesa per neve ed era stata recuperata proprio la vigilia di Pasqua. E giocavamo con la prima in classifica, non vedevo l'ora di fare quella partita perché fisicamente stavo bene, avevo realizzato 16 gol, quindi era l'anno... Era un campione? No, era l'anno che andava bene, era l'anno del bomber, diciamo, che potevo chiudere gli occhi e la palla andava dentro. E quindi in quel momento stavo andando in porta, ho deciso di calciare il pallone e quando ho calciato il pallone è arrivato un avversario in scivolata che non me l'aspettavo e nel momento quando ho calciato ho fatto una capriola strana e ho battuto la testa per terra e si sono spostate la quinta e la sesta vertebra procurandomi una lesione midollare. Immagino che tu sia stato ricoverato immediatamente in ospedale. Sì, sono stato cosciente da subito, mi hanno portato ad Olo, poi sono stati bravi, mi hanno ricoverato a Padova dove un neurochirurgo mi ha operato e lo ringrazio, il dottor Battaglia, perché mi ha operato bene, se ho recuperato è anche merito suo. E i tuoi compagni di squadra in quel momento? Beh, sicuramente non hanno passato un bel periodo, non hanno finito la partita, alcuni addirittura le partite seguenti non sono andati in campo e niente. E la tua famiglia? Beh, la mia famiglia è stata, credo, ed è la quinta, la sesta marcia che mi aiuta, stati vicini da subito, si sono trasferiti a Imola. Io credo di avere una mamma forte, di più. Perché... Vogliamo salutarla? Mamma? Sì, Fedora. Mamma Fedora? Mamma Fedora, che io all'età di 13 anni ho perso il papà e credo che anche quello è stato un momento difficile della nostra famiglia e lì ha cresciuto i tre figli, quindi Giovanna, che è mia sorella, e Massimo, che è il fratello più grande. Caro amico, tra l'altro, Massimo, che salutiamo. E poi c'è stato l'incontro con Paola. E poi era già la tua fidanzata? Sì, prima di farmi male era la mia fidanzata e lei, cioè una cosa, là credo che abbia dimostrato veramente cosa vuol dire la parola amore. Io quando ero ricoverato a Padova gli ho detto che sicuramente era una strada molto difficile da percorrere. Io gli ho detto: se vuoi frequentare altre persone fallo pure. Il giorno dopo l'ho vista, il giorno dopo l'ho vista ancora e adesso è insieme con me e poi ci siamo sposati. Quindi... Quando vi siete sposati? Il 26 giugno 2010, un giorno particolare perché era anche il compleanno di mio papà. Quindi, sai, quando si dice la parola destino, credo che anche un giorno così, scelto perché la chiesa era disponibile, perché il ristorante era disponibile, si sono incastrate delle date particolari, insomma. È stata una data importantissima, quindi. Sì, sì, abbiamo coronato, credo, un sogno. 10 anni dopo, quel 10 aprile del 2004, vi siete ritrovati nello stesso campo di calcio. Sì, grazie al torneo Insieme per Pietro, che l'anno scorso era la 10ª edizione, ho voluto fare una giornata particolare, quindi richiamare le due formazioni che si erano incontrate quel 10 aprile e abbiamo rifatto la stessa partita, insomma, e addirittura lo stesso arbitro. Addirittura, quindi siete riusciti a rintracciare tutte quelle persone? Sì, tramite Facebook e i canali social che ormai aiutano, perché per alcune cose sono secondo me importantissimi e sono usati in uno strumento molto importante. E ci siamo ritrovati e abbiamo continuato quella partita, è stata una giornata molto emozionante. Avete ricominciato da quel minuto lì? Sì, abbiamo ricominciato da quel minuto e abbiamo finito la partita. Chi ha vinto? Ha vinto, mi sembra, il Villatorra, se non sbaglio. Non ricordo perché era proprio, ero preso anche perché avevo invitato altri amici che avevano giocato con me negli anni ed è stato
sì, è una giornata molto emozionante. Immagino che comunque la più grande vittoria sia stata la tua, perché sei ritornato in quel campo e hai dimostrato a tutti che si può vivere, anzi si può vivere alla grande anche se si è in una sedia a rotelle, vero? Sì, ho affrontato subito quell'emozione, perché appena tornato a casa ovviamente ho voluto proprio andare in campo, a Camponogara. Dopo 7-8 mesi di ospedale sono tornato a casa, sono andato a vedere una partita e sono andato a farmi un bel pianto in quel campo. Ho affrontato come se fosse un avversario, insomma. Pietro, noi sappiamo che subito dopo ti sei dato da fare anche per aiutare gli altri, non solamente per fare della tua vita una vita che potesse essere all'altezza appunto della famiglia. Hai messo insieme una serie di amici, avete fondato Oltre il Muro, questa associazione Onlus che si occupa di che cosa? Oltre il Muro si occupa di disabilità, un po' a 360 gradi, cerca di portarlo in un posto particolare all'interno delle scuole. Lì abbiamo realizzato un progetto che si occupa dei parcheggi disabili. L'abbiamo realizzato in 2 scuole, a Dolo e nella scuola di Pianiga. E lo slogan è "Vuoi il mio parcheggio? Vuoi anche il mio handicap?". A loro porto la mia esperienza, quindi quello che facevo prima e quello che si riesce a fare in una sedia a rotelle, e quindi i viaggi, i lanci col paracadute, avere l'importanza di avere degli amici, e quindi gli arriva un messaggio credo importante, e poi andiamo a sensibilizzare questo tema, perché i parcheggi disabili sono lì per essere usati, perché sono importanti vicini a luoghi dove dobbiamo recarci noi in sedia a rotelle, e spesso e volentieri vengono occupati da chi non ne ha diritto. E a loro, quando racconto la mia storia, poi vanno a realizzare dei disegni o dei fumetti con questo slogan, e ti assicuro che ne vengono fuori no di belli, di più. Alle volte siamo in difficoltà a scegliere, perché ne realizzano 400-500 e noi andiamo a sceglierne 6. Che poi verranno realizzati. È un compito arduo questo. Difficilissimo, difficilissimo, anche perché a Dolo abbiamo fatto solamente la prima, la seconda e la terza media. A Pianiga abbiamo coinvolto anche la quarta e la quinta elementare. Bellissimi. E ti assicuro che i bambini sono uno spettacolo. Voi lavorate molto con la solidarietà, ma anche la solidarietà sta cercando di darvi una mano. Tant'è vero che prima di cominciare la trasmissione abbiamo incontrato un gruppo di amici che eccezionalmente è venuto qui ad Antenna 3, presso i nostri studi. Hanno parcheggiato i propri motoveicoli, possiamo definirli così, qui nel nostro parcheggio, e subito dopo una breve pausa di pubblicità andremo ad ospitarli in studio qui assieme a Pietro, perché dovranno raccontarci di un'impresa molto molto particolare. A tra poco con Storie di Famiglia. Ed eccoci nuovamente con Storie di Famiglia. Li abbiamo incontrati prima di iniziare proprio la nostra trasmissione. Ebbene, sono alcuni componenti dell'equipaggio che partirà quest'estate e andrà a Caponord. Non andranno in aereo, ma andranno proprio con i mezzi che abbiamo visto poco fa, che sono né più né meno che delle Ape Car. E allora andiamo subito a presentarli. Qui alla mia destra abbiamo Michele Maschera, presidente di questa associazione che è nata per organizzare, per portare a termine questo viaggio importante, presidente di Solidape.
E poi abbiamo Maurizio Salvagno, Sono il tesoriere. Tesoriere, quindi insomma porterà Esatto. con sé il denaro per esatto. portare avanti. PR del gruppo E anche public relations. E mi pare che ci stia riuscendo molto bene. Poi abbiamo Galdino Pivato, buonasera anche a Galdino. Chioatto, ti chiedo scusa, Galdino. Poi abbiamo il meccanico. Presente. Il meccanico che ci vuole assolutamente per un viaggio così lungo, vero? Speriamo di no. Marino Bressan. Poi Dennis Bobbo, l'incarico che avrai, Dennis? Io sono vicepresidente di Solidape e incarico diciamo sanitario, sono un infermiere, seguirò questi anzianotti durante il viaggio. Pietro, tu che cosa farai? Io spero di non avere bisogno del meccanico anch'io, visto. Ma c'è qualche mezza idea di aggregarti all'equipaggio? Beh, di sicuro farò la prima tappa, Vabbè, dai, vediamo. Poi, ripeto, il sogno sarebbe quello di arrivare con loro, però vediamo. Dai, vediamo di convincerlo. Abbiamo a nostra disposizione altri quasi 40 minuti, magari alla fine della trasmissione riusciamo a convincerlo. Allora, questo viaggio, come abbiamo detto, adesso stavamo scherzando, però partirà seriamente il 23 luglio, partirà da Cazzago di Pianiga, che è poi quella piazza simbolo di quello che è stato il tornado dell'estate scorsa, una piazza che poi ha visto anche grossi momenti di solidarietà ed è la stessa che loro come gruppo di volontari di Solidape vuole portare a queste associazioni, all'associazione rappresentata dal nostro Pietro Martire, ma poi ci sono anche altri gruppi ai quali sono destinati questi fondi. Un progetto importante, quello di questo viaggio, nato dal suo presidente, dal presidente di Solidape, Michele Maschera. Sentiamo quindi da che cosa è nata questa iniziativa. È nata da una promessa. Vediamo. L'ispirazione di questo viaggio nasce dalla condivisione di momenti speciali con mio papà, che malato di tumore assistevo in quelli che furono i suoi ultimi giorni di vita. Mi capitò di leggergli il libro di Marco Giurin, che nel 2014 raggiunse per beneficenza Capo Nord in solitaria a cavallo di una vespa. Più ci si addentrava nella lettura e più ci appassionammo a questa avventura e parlando e fantasticando promisi che nel 2016 sarei andato anch'io a Capo Nord in Vespa per raccogliere fondi per la lotta contro i tumori. Avuta l'approvazione da mio papà, cominciai ad interessarmi a questa avventura e da un suo consiglio. Alla tua età dove vuoi andare in Vespa? Hai anche mal di schiena, ti conviene andare in ape, almeno sei più protetto dal freddo e dalle intemperie. Decisi che sarei partito in ape e non in Vespa. Anche se non mi sento molto vecchio per la Vespa, ho cominciato a parlare di questo progetto a parenti ed amici e nell'entusiasmo generale, soprattutto per lo scopo della missione, si sono aggregati circa una decina di avventurieri. Dopo i primi 2 incontri organizzativi, abbiamo deciso che partiremo il 23 luglio 2016. Purtroppo mio papà ora non c'è più. La partenza comunque sarà dalla piazza di Cazzago di Pianiga, suo paese nativo, e questa avventura è dedicata a lui. Ecco, questo viaggio nasce da questa promessa, la promessa che Michele ha fatto al suo babbo. Ce l'ha ben illustrata il nostro Enzo Iannaccone attraverso questo bellissimo racconto, vero Michele? Sì, tutto parte da questa promessa che ho fatto a mio papà negli ultimi giorni di vita e proprio mi ha detto guarda che me l'hai promesso, sicuro che te l'ho promesso, quindi io comunque sarei andato a Capo Nord in ape da solo. Però ho trovato un bel gruppo di amici, a partire da mio cognato Dennis, che mi ha detto sì, vengo anch'io. Poi anche il secondo che si è aggregato è stato Francesco Bisello, che non c'è qui perché sta lavorando. E anche lì tutte esperienze di vita, l'amico che è venuto a mancare sempre a seguito di un tumore, e un altro amico che nel frattempo, lo conoscevo anch'io, questo secondo amico, che nel frattempo è venuto a mancare anche lui, sempre a causa del tumore, quindi mi fa no, vengo. Anche questo è un imprenditore con 9 dipendenti, ma quando gli ho detto sta cosa qua mi fa, vengo anch'io, perché l'obiettivo è quello di raccogliere soldi, inizialmente era solo quello di raccogliere soldi per la LILT,
Lega Italiana, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, l'ILT, sezione di Padova, perché anche qua bisogna essere precisi. E quindi anche Francesco, con 9 dipendenti, è un imprenditore, fa, vengo anch'io. Francesco, guarda che non è andare a Milano e tornare indietro, cioè Capo Nord in ape e tornare indietro, sono circa 23-24 giorni. Ah beh, non me ne frega niente, io vengo, perfetto. E poi si sono aggiunti Maurizio, poi no, Galdino è stato l'ultimo che si è aggregato, ma perché non era a conoscenza dell'avventura. È venuto a conoscenza in una conferenza stampa che abbiamo fatto per ANFAS, che è un'altra associazione che andremo a sostenere, e in occasione dell'assemblea annuale a Mira, tra Dolo e Mira. E quindi, visto che c'era sua moglie, e sua moglie ci conosceva, fa guarda che Michele ha fatto, allora mi ha chiamato subito, vengo anch'io, Galdino. Marino si è aggregato anche lui, che è il nostro meccanico, Dennis, ok, è stato il primo, poi manca Gianluca, che è un altro della nostra missione, e Francesco, Gianluca, e Andrea e Lorenzo, detto Cencio, ok? Sono i più giovani, Andrea e Lorenzo, perché ho detto vabbè, veniamo a darvi una mano, perché vista l'età, vista la media di età di questi signori, andiamo anche noi, hanno 40 anni. Pietro Martire, sì. Ci sta pensando? Sì, ci sta pensando. Ci siamo conosciuti bene, io e Pietro, a una degustazione, a un corso di degustazione di birra. E un giorno la sala, vi racconto questo aneddoto perché un giorno la sala, quella delle riunioni di questa degustazione di birra, era occupata da un'altra riunione. Ci hanno detto andate al 3° piano, in una villa veneta. E ho detto, Pietro, vabbè, in 4 l'abbiamo preso, abbiamo portato su una scala di legno così ripida. Non c'era l'ascensore? All'andata. All'andata andava bene, la degustazione di birra l'abbiamo fatta di sopra. Però degustazione voleva dire bere birre da 0,40 a 0,50 e bisogna assaggiarne 4-5, no? Quindi alla fine... Avete dormito lì, immagino, prima di portarlo giù dal 3° piano. L'abbiamo portato giù e vedi nella carrozzina ci sono delle manopole dietro tipo quelle delle biciclette. Io lo tenevo da dietro, fa Pietro, guarda che qua si sta staccando la gamba. Vabbè, non importa, eravamo così con le scale che andavano giù, peggio di così, cosa vuoi che mi capi? E là siamo diventati... Salvi, non c'è stata nessuna rottura, la carrozzina, niente, tutto a posto. Quindi vuol dire che anche la birra alla fine... Sì, dai, no, fa bene. L'importante è non mettersi alla guida. Esatto, no, anche perché tra l'altro mi aggancio al discorso dell'ape, nei paesi nordici, non so se sai, il tasso alcolico deve essere 0 per i conducenti di veicoli. Quindi berremo di sera, speriamo che dopo la mattina siamo a posto. Si è smaltito tutto. Maurizio, partite con quante ape? Allora, l'equipaggio è formato da 10 giovani. Giovanotti, adolescenti. E le ape sono 5. Tutte le ape sono nominate, le abbiamo nominate in base al colore che le prepariamo in questi giorni, ma alcune sono già pronte. 2 di queste le abbiamo già viste, perché siete arrivati ad Antenna 3 proprio con queste, con ape bianchina, e Rosina. E la Rosina. Che poi diciamo che prenderà il colore delle vostre magliette, esatto. no? Mi avete Adesso anticipato, ancora... adesso c'è un rosa un po'... Non è ancora sotto trucco. La Rosina diventerà così. Sarà proprio il vostro simbolo. Poi ci sarà la turchina, e una è ancora da definire come nominativo, e poi ci sarà Ugo. Ugo è un'ape diversa da queste, non è un'ape car, non è un'ape TM, è un'ape poker. È sostanzialmente a 4 ruote anziché a 3, è una piccola autovettura, chiamiamola, è sempre della Piaggio, e sarà quasi da supporto al gruppo. Anche se farà parte del gruppo, perché all'interno ci saranno sempre 2 che si cambieranno, perché il bello di questo viaggio è l'interscambiabilità sia delle ape che degli equipaggi. Cioè ogni giorno cambieremo. Quindi qualcuno potrà anche guidare Ugo, che probabilmente è più comoda delle altre. Esatto, c'è Michele e anche l'Andrea, che è ancora più grande, si troverà a guidare la PM, la bianchina. Non so se con le ginocchia oppure con le mani, perché è molto stretta rispetto agli altri. La prima tappa abbiamo detto, Pietro, hai deciso di aggregarti per la prima tappa. Presente. Tu quale ape sceglierai? Non lo so, sicuramente l'importante è essere lì con loro per questa bellissima iniziativa.
Galdino, il nostro Maurizio, il nostro Michele ci hanno detto che tua moglie lavora nell'Anfas. No, siamo soci all'Anfas perché abbiamo un ragazzo con portatore di handicap. E purtroppo... E parte di questo ricavato, di quello che riuscirete a raccogliere da questo viaggio, andrà anche a questa associazione, vero Galdino? No, perché sono 4 associazioni che veramente ci tengo a cercare di raccogliere fondi perché appunto ho un ragazzo con portatore di handicap. L'amico Giancarlo Volpato della Colonna era un ex giocatore, cioè è formato giocando a rugby sulla squadra a cui abbiamo fondato, ho fondato anch'io e ho giocato diversi anni anche con Michele e così. Bene Galdino, molto lodevole quello che state facendo. Noi ora ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, tra poco. Storie di famiglia oggi ospita alcuni dei coraggiosi che il 23 luglio partiranno per Capo Nord e fin qua direte non c'è nulla di strano, sono coraggiosi perché lo fanno con 5 ape car e probabilmente li seguirà anche il nostro Pietro Martire che è qua con noi. Ci hanno raccontato di come si stanno preparando, intanto vogliamo ricordare ai nostri telespettatori. Lo fanno per quale motivo, Michele? Per raccogliere fondi per? Fondamentalmente per raccogliere fondi per 4 associazioni. La LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ANFAS di Mira, la colonna lesioni spinali, che è del nostro amico Giancarlo Volpato, che è un ex rugbista che giocava anche con noi, e Oltre il muro di Pietro Martire, che è qui con noi. Quindi lo scopo di questo viaggio, l'unico vero scopo di questo viaggio è la raccolta fondi per queste 4 associazioni. Qualcuno ci dice, oh beh, vengo anch'io. No, non è questo il concetto, cioè noi andiamo per raccogliere fondi. Abbiamo già raccolto parecchi fondi da partners, da varie attività che stiamo organizzando, mercatini, tornei di calcetto balilla, abbiamo organizzato un concerto ad Olo, c'era Roger Glover, bassista dei Purple, e Tolo Marton, ex Orme, e anche lì abbiamo raccolto un po' di soldini grazie anche all'organizzatore, che lo ringraziamo, Ivano Bosello, grazie. E quindi tutti questi sforzi sono atti appunto di raccogliere i fondi per la nostra associazione che abbiamo creato, che poi andremo a gestire, andremo a donare a tutte queste 4 associazioni qua che abbiamo elencato prima. Quindi chi volesse contribuire basta andare nel sito, bravissima. vero? Chi volesse contribuire va nel sito www.solidape.it, c'è anche una pagina dove trovate i 2 IBAN delle 2 banche che abbiamo aperto i conti correnti. Penso che doneremo già il 23 luglio, il giorno della partenza, doneremo già un po' di fondi a queste 4 associazioni, dopodiché al ritorno del nostro viaggio è già in programma la stesura di un libro e poi anche una specie di film documentario, un DVD, anche lì dalla vendita di questo libro e da questo DVD raccoglieremo degli altri fondi. Al ritorno sempre da questo viaggio faremo un'asta benefica dove andremo a vendere 2 delle nostre ape, quelle 2 che sono intestate alla nostra associazione, una è la bianchina e l'altra è la turchina. Mi aggancio al discorso di prima perché ci hai fatto venire una bella idea. La quinta ape, che aveva ancora il punto di domanda, Sul nome, che non sapevamo ancora. esatto, potremmo chiamarla arcobaleno, giusto? Secondo me è una bellissima idea. Pietro, cosa dici? Sì, secondo me è un'ottima idea, ha un bel significato. Certo. Secondo me. Quindi probabilmente la faremo con i colori dell'arcobaleno e la chiameremo arcobaleno. Bellissimo, quindi anche questa sera abbiamo preso una decisione importante e mi fa piacere che questo sia stato fatto proprio all'interno della nostra trasmissione e quindi vogliamo ribadire ai nostri telespettatori per contribuire, per dare una mano a queste associazioni
l'ILT, Anfas, Oltre il Muro e la Colonna. Basta entrare nel loro sito e naturalmente cercare di seguire nel viaggio questi 10 temerari. Maurizio. Sì, no, volevo solo includere un'altra cosa riguardo alle donazioni. Stiamo aspettando dalla piattaforma Team, che sta svolgendo una serie di raccolte fondi per varie associazioni, ma possono essere anche attività varie nel campo dello spettacolo, della cultura, del sociale. Stiamo aspettando, ai primi di maggio ci diranno se potremmo far parte di questa raccolta fondi, di questa piattaforma. Da quel momento potremmo essere chiamati ad ogni momento della giornata dalle radio private italiane che sono associate appunto alla Team, e come dalla Team stessa avere spazi sia sui media sia sulle radio, proprio per promuovere la nostra associazione, la vostra iniziativa. Parte dei fondi, come abbiamo detto, andranno anche all'associazione La Colonna, e allora sentiamo l'appello che ci ha mandato Giancarlo Volpato proprio per raccogliere fondi per queste 4 associazioni. Sono Giancarlo Volpato e rappresento La Colonna, associazione Lesioni Spinali Onlus. L'abbiamo costituita assieme ai miei amici dopo il mio incidente occorso durante una partita di rugby nel 1993. Gli obiettivi della nostra associazione sono quelli di sostenere la ricerca scientifica e di migliorare la qualità di vita delle persone mirolese. Potete vedere tutte le nostre iniziative e tutti i nostri prossimi appuntamenti nel sito www.lesionispinali.org oppure scrivendoci all'indirizzo info@lesionispinali.org. Volevo ringraziare gli amici dell'associazione Solidape con l'obiettivo Capo Nord, nel quale hanno inserito anche la nostra associazione. Grazie, ciao. Ecco, questo è Giancarlo Volpato, che salutiamo, naturalmente non è qui presente fisicamente, ma lo è naturalmente con il cuore. Una testimonial particolare di Solidape, di questa associazione e di questo progetto, è anche Manuela Levorato. E allora andiamo a vedere e a sentire anche il suo videomessaggio. Ciao a tutti, sono qui per fare da madrina a questa bella iniziativa di 10 amici che si sono trovati e che il 23 luglio a Cazzago di Pianiga partiranno con delle fantastiche ape-car per sostenere 4 associazioni, l'ILT per la lotta ai tumori, l'Anfas per la disabilità, Oltre il Muro di Pietro Martire per promozione sociale e la Colonna del mio amico Giancarlo per le lesioni spinali. Il sito è www.solidape.it. Spero che in tanti possiate dare il vostro contributo e che saremo in tanti ad accogliere tutti questi ragazzi al loro arrivo. Un bacio a tutti, ciao da Manuela Levorato. Ecco, abbiamo visto anche l'appello che ci ha inviato Manuela Levorato. Dennis, tu ti immaginavi che così tante persone avrebbero aderito a questo progetto? All'inizio sinceramente no, perché è nata come una cosa intima tra Michele e suo papà, e pochi giorni dopo il funerale ricordo che mi ha chiesto di partecipare a questo viaggio, dove io non ho avuto alcuna esitazione a dire di sì, subito, perché anche prima vedendo il filmato di Germano ho avuto la pelle d'oca. Però immaginare che alla fine insomma, fosse una cosa così organizzata, così grande, che coinvolgeva così tanta gente, no, non me l'aspettavo sinceramente, però ne sono contento, fiero. Ti stai preparando? Tu hai famiglia, Dennis? Io ho famiglia, sì. La moglie cosa ha detto di questo viaggio? Mi ha appoggiato dal primo momento, sinceramente non ha mai messo in dubbio la mia scelta, che è stata spontanea appena me l'ha chiesto Michele. Passiamo invece al parere dell'esperto, al meccanico. Quanti chilometri andrete a fare con queste ape-car? Sono circa 8.000 chilometri da fare. Non sono un po' tante? Marino, che vi Forse dice? per i giovani sì, per noi che ormai abbiamo una certa età, siamo abituati alle fatiche, dunque non abbiamo problemi. E tecnicamente per la macchina?
Sicuramente sarà un po' più dura per loro. Per i motocicli, perché sono dei motocicli Sì, questi, non praticamente sono neanche sono delle vetture. motori della Vespa applicati all'ape, però per fortuna vanno bene, insomma. Non Lei hanno si grossi porterà problemi. via la sua cassettina degli attrezzi? Per forza, cassettina, tutto quello che può servire, corda di traino, che è quella. Senza di lui non si può partire. Niente, quindi raccomando, la moglie cosa ha detto? La moglie, va bene, diciamo, mi sta aiutando, ecco. In che modo la sta aiutando Marino? Moralmente. Moralmente. Non rompendo più di Non tanto. rompendo mica, no, non dirmi così, non dirmi così. No, mi aggancio, scusate, a questo discorso perché oltre alle 5 ape, forse Sì. non lo sai, caricheremo anche sopra Ugo, caricheremo Sopra Ugo? anche un bravo, un motorino bravo, Ah ne sì, so, di adesso 40 mi anni ricordo, fa. quello che era uscito più o meno dopo il ciao, Esatto, vero? Perché sì, io mi dopo il ricordo il ciao. vecchio ciao. dei Bravo, tempi e miei. Marino si porterà la sua Vespa Rally 200, giusto? 180. 180, le metteremo sopra Ugo in In caso teoria, di- adesso vediamo, in caso che una delle ape dovesse esplodere prendiamo i due che occupavano l'ape esplosa, Avranno ok? questi due Avranno motocicli. per arrivare comunque a Capo Nord, ecco, abbiamo anche E questa cosa l'ape, qua. che poverina, L'ape esplosa però- andiamo a prenderla in un Andrete a secondo prenderla, momento, più avanti. la carichiamo in un treno, non lo so. Che cosa vi qualche porterete maniera via si fa. Michele? Dobbiamo ancora fare l'elenco, però Marco Giurin, che è andato in Vespa 2 anni fa, aveva già fatto una lista qua delle cose da portare. Quindi noi partiamo da questa lista. Ho chiesto a Marco se potevo, sì, puoi fare quello che vuoi, mi ha detto. Partiamo da questa lista, però noi dovremmo portare un po' più ricambi, secondo me, perché la Vespa si usura meno, diciamo, ha meno parti meccaniche rispetto a un'ape, perché l'ape ha anche i semiassi, ha la trasmissione, ha un po' di cose in più. Quindi ci porteremo un po' di roba. Siamo anche un po' appoggiati dall'Ape Club Italia, che ha detto che ci fornirà tutti i ricambi e dopo quelli che usiamo li ripagheremo e quelli che non useremo glieli restituiremo. Ecco. Anche questa approfitto anche di ringraziare per il momento l'Ape Club Italia perché Ugo ce lo presta il presidente di Ape Club Italia, proprio ce l'ha prestato. Dopo Quindi, dovrete un ringraziamento. restituirlo, quindi Ugo. Non lo so, perché forse se mi è forse ce lo teniamo, vediamo. Ah sì, Maurizio. Beh, tu hai fatto un ottimo lavoro di public relation. Sì, Adesso magari grazie. cerca di finire. Beh, Grazie, bisogna no. ammetterlo. Perché... Io sono stato sabato e domenica a Mondaino all'Euroape. Euroape è una manifestazione che è annuale che praticamente invita tutti gli appisti, ma di tutta Europa, a questa bellissima manifestazione. Lì ho avuto modo di parlare sia col presidente sia con alcuni delegati anche della Piaggio, entusiasti perché li avevamo già incontrati all'Automoto Retro di Torino dove eravamo stati invitati ancora a febbraio, e Jean-Claude, che è il presidente dell'Ape Club Italia, mi ha detto: lo vedi, quello è l'Ape Poker, fanne quello che vuoi. Anche gli ho detto sì, d'accordo, però devo pure restituirtelo, tu fa finta che sia roba tua, tu arrangiati, fai quello che devi fare e dopo ne riparleremo. Quindi loro avevano saputo non a è cosa vi detto- sarebbero poi servite queste esatto, api, quindi insomma, non è molto detto che lodevole. alla fine possa essere sempre materiale che mettiamo poi a un'asta e sempre per raccogliere fondi. Il discorso è sempre quello. Cioè, scusa se mi ripeto, ma la nostra è proprio... No, ma fai bene, anche perché dobbiamo ricordare ai nostri Esatto. telespettatori, quindi tutti nel sito solidape.it, e lì potete andare a vedere intanto tutto il sito, che lo stiamo anche costruendo, non è proprio definitivo. Abbiamo oggi. messo le foto. Lo stiamo costruendo, abbiamo messo le foto, tutte le attività che abbiamo fatto fino adesso e le news, quelle che faremo. Approfitto in questo caso di dire che saremo ospiti del Summer Festival di Milano in provincia di Venezia. che si terrà quando? Che così lo ricordiamo. Sì, il 19 luglio, allora il Summer Festival mi sembra che è dai primi di luglio, dal 3 di luglio fino al 24 luglio, perché il giorno dopo, perché noi esatto. partiamo il 23, quindi il 19 luglio, martedì 19 luglio, avremo una serata dedicata a noi, alla nostra associazione. Faremo Raccomando, perché 4 giorni prima, e raccomando con la birra. Esatto, sì. No, ma comunque siete invitati anche voi se volete venire al Summer Sarà un Festival. piacere, si farà assolutamente. una cena a un prezzo simbolico, andrà tutto in beneficenza, stiamo organizzando
con un po' di persone. Ci sarà uno che suona la fisarmonica, tra l'altro un ragazzo giovane, campione italiano di fisarmonica, l'ho sentito a un concerto, sono rimasto così perché io pensavo al fisarmonico dei valzer e basta, invece ha fatto dei brani bellissimi in solitaria, così da solo. E ci sarà lui, ci saranno delle ballerine a danza del ventre, probabilmente ci sarà Erma Medrano, ci sarà Pietro Martire, ci sarà Manuela Levorato e adesso stiamo vedendo di come organizzare questa cosa. Speriamo anche 2 testimoni di rugby. Ah, ecco una cosa, scusate che mi sono dimenticato, oltre a Manuela Levorato, che sarebbe la madrina della nostra spedizione, abbiamo anche 2 testimonial d'eccezione, che è Edoardo Gori, atleta nazionale della squadra di rugby, numero 9, titolare, e Francesco Minto, che è nativo di Mirano, adesso gioca con la Benetton Treviso, anche lui è nazionale di rugby e anche loro 2 sono i nostri testimonial. Se andate anche nella pagina Facebook, Obiettivo Nord Cape estate 2016, basta che scrivete Obiettivo Nord e viene già fuori la pagina nostra con questa, col simbolo. Quanti click e mi piace avete avuto nell'arco degli ultimi mesi. Sì, nell'arco degli ultimi mesi. Su Google Solidap esce sempre per primo. Anche su Google, esatto. Ci fermiamo quindi per un'altra breve pausa di pubblicità e poi l'ultima parte per raccogliere fondi a favore di questa iniziativa che poi a sua volta darà questo denaro a queste 4 importanti associazioni. A tra poco. Ultima parte di Storie di Famiglia, una puntata particolare perché abbiamo ospiti 5 volontari dei 10 che formeranno l'equipaggio che il 23 luglio partirà da Cazzago di Pianiga in provincia di Venezia per andare a Capo Nord a bordo di 5 ape. Un'idea nata da Michele Maschera, che è qua con noi, che poi è diventato presidente di questa associazione. Si sono aggregati in tanti e sono riusciti anche ad ottenere il patrocinio di tantissimi personaggi famosi, da Manuela Levorato a dei giocatori di rugby, e tutto quello che riusciranno a raccogliere sarà devoluto a queste 4 associazioni. Una di queste è l'associazione Oltre il Muro, che è rappresentata dal suo presidente, che è Pietro Martire, che è qui con noi questa sera. Ti immaginavi, Pietro, quando Michele ti ha accennato alla loro iniziativa, che fossero così forti questi, no, infatti, questi ragazzi? Adesso che sono qui con loro ho una voglia di andare via. Guarda che tu ce lo devi dire, tu alla fine della trasmissione dobbiamo farti dire che parteciperai anche tu al viaggio fino a Capo Nord, magari a giorni alterni. Mia moglie è contenta che ci vado fuori dalle scatole per un po', però insomma. Allora? Attendiamo. Va bene. Allora, rimandiamo la domanda, gliela facciamo fra pochissimi minuti, fra una decina di minuti, quando siamo al termine di questa trasmissione, Michele. Sarà difficile, Dennis, secondo te, un viaggio così lungo, oltre 1000 chilometri, vero? Secondo me, oltre 1000 chilometri, oltre 7000 chilometri, saranno circa 8000 chilometri da percorrere. E secondo me non sarà difficile, sarà difficilissimo, perché siamo rinchiusi in quelle scatolette di tonno e il nostro viaggio non è un viaggio che è una vacanza, che ci fermiamo a visitare i posti. Abbiamo il vantaggio che con le api andremo piano, per cui ci gusteremo i paesaggi che attraverseremo, però sarà molto molto dura. 23 si parte luglio. la mattina, ci si ferma per mangiare al sacco, naturalmente, ci faremo da mangiare noi a pranzo, e poi la sera ci fermeremo per dormire e per ripartire la mattina successiva, per cui secondo me sarà durissima. Ma il 23 luglio, stavo dicendo, farà caldo, c'è l'aria condizionata, spero. immagino, dentro le ape. No, non abbiamo l'aria condizionata. Magari. Sotto il sole. Però andiamo verso il fresco ed è una bella cosa. Sì, avete fatto apposta? Sì. Dite la verità. Andiamo al fresco, al freddo, e al Circolo Polare Artico incontreremo Babbo Natale. Al ritorno. Esatto. Al ritorno, al villaggio di Santa Clausa di Quando è Rovagnemi. previsto l'arrivo a Capo L'arrivo Nord? a Capo Nord è previsto il 4 agosto, credo. Aspetta, mi pare c'è di sì. scritto qua, c'è scritto qua. Sì. Tornando, Sì, il 4 dicevo, agosto. ci fermiamo a Rovagnemi e porteremo le letterine dei bambini delle scuole che aderiscono a questa iniziativa. Là c'è il volantino, c'è la Maurizio.
che facciamo leggere al Presidente. Portiamo le letterine scritte dai bambini delle elementari, delle materne, le consegneremo a Babbo Natale, faremo le foto, le video, in modo che i bambini sappiano che le abbiamo veramente portate. Anche perché ci stanno ascoltando e guardate Sì, che è una sì, promessa sì, è una quella promessa che state facendo abbiamo fatto nel momento stasera. in cui abbiamo portato il volantino. Ecco, vi per cui- raccomando. E anche lì magari se i genitori vi faranno un'offerta sarà Ve sempre... la fate una foto con Babbo Natale e poi ce la mandate? Sicuramente faremo le foto. Pietro, anche tu? Sì, lo faccio sedere in carrozzina. Ah, ma allora è sottinteso? Guardate che pian pianino, vedrete che alla fine... Al 70% dai. La voglia sta crescendo. La voglia sta sta crescendo. crescendo. Dani, si vi stava dicendo che vi farete da mangiare, quindi niente ristoranti, niente pizzerie. Ma quello probabilmente la sera, ce lo teniamo per la sera. A pranzo abbiamo pensato di mangiare, farci da mangiare qualcosa, ci porteremo via qualcosa compreremo nei supermercati in Europa, ma abbiamo un'oretta e mezza, 2 al massimo a pranzo per farci da mangiare, ma sarà un momento per stare insieme, per condividere i momenti della giornata che abbiamo trascorso, insomma è un bel momento anche quello per me. Marino, la partenza ogni mattina a che ora sarà? Io spero presto. Cioè presto che ora? Alle 4? Presto 5? no, presto perlomeno alle 7 essere pronti per E partire. ogni giorno perché quanti chilometri prevedete di fare? Compatibilmente con l'Ape? dai 350 km insomma 400 al massimo proprio se siamo in Velocità ritardo. Velocità media a 40 all'ora. Vi siete già informati sul tragitto? Abbiamo già fatto tutte le tappe, Esatto. lui sta già prenotando un po' di bed and breakfast, un po' di alberghetti, comunque cerchiamo sempre di mantenere la spesa. Non riuscite a dormire in Ape quindi? No, è impossibile, no. ma anche È perché dopo escluso. 9-10 ore di ape dobbiamo dormire sopra un letto. Se non altro. Caso estremo. In caso estremo portiamo via un materassino, Mm. lo mettiamo dietro a un cassone dell'ape e chi proprio non ce la fa più per un giorno o due magari sta steso lì dietro e gli altri continuano. Sperando che non piova. Vabbè, ma sono anche coperte, dai. Sono tutti telonati, quindi 5 ape con i sì. quali vi muoverete. A parte quello che avrà il Bravo e la Vespa sopra, forse Saranno quello aperti. non sarà telonato. Dobbiamo decidere quella cosa là. Dobbiamo ancora decidere, dai. Bene. E vogliamo anche un po' ricordare le tappe, quindi partite da Cazzago di Pianiga, che poi, come abbiamo detto, è una piazza simbolo, oltre ad essere il paese dove è nato il papà di Michele, vero? Sì, Michele? è nato e vissuto lì per 75 anni. Sì. Partiamo da Cazzago, la prima tappa è Cazzago-Bressanone. Abbiamo già deciso, sono circa 245 km, sono un po' meno perché la partenza è fissata verso le 11 di mattina. Stiamo preparando anche un po' un evento per la partenza, ci saranno 2 DJ in piazza, ci sarà Manuele Levorato, ci saranno un po' di personaggi e partiremo quindi, forse partiremo a mezzogiorno, immagino, ecco, non si sa. E partiamo quindi, abbiamo fatto pochi chilometri, dopo in Germania facciamo tutta la Germania, passiamo attraverso un pezzettino della Repubblica Ceca, dormiremo in Repubblica Ceca. E lì abbiamo trovato per un albergo con 270 euro. L'ho trovato dormiamo tutti quanti, dormiamo e anche prima colazione. Prima colazione. Sono 27 euro a testa, meglio di così, Quindi, è insomma, impossibile. Comunque la media sono... Si va al risparmio, Sì, dai 35 ai 40 euro a testa sono 5 stelle. per ogni tappa. Sì, Repubblica Ceca con 5 stelle. Quindi Germania, fidemo. Repubblica Ceca, arriviamo all'estremo nord della Germania dove ci imbarcheremo e da Neubrandenburg andremo a Aar, che è in Svezia. E lì c'è il traghetto di 4 ore, arriviamo in Svezia, poi lì abbiamo un po' tirato, ci sono tappe da 380 km, 390 km. Ma siete tanto ottimisti, Michele? A una media di 40 all'ora, 400 km ci impieghi 10 ore. Ma 10 ore dentro un'app la vedo Lo un po' so, dura. ma ogni 2 ore facciamo il cambio, ci fermiamo a pranzo. Poi siamo tra Vediamo il amici, paesaggio. se magari Maurizio mi rompe le scatole. 24 ore, insomma, non è che sia... Non avete altro da fare, insomma, poi alla fine. Comunque, Arriviamo su, volendo, se nel caso uno si stufa del suo compagno, basta che scenda, cammina, tanto Esatto. l'ape viaggia alla stessa velocità. Alla stessa velocità, dici, 40 Allora facciamo E poi rimonta. Svezia, passiamo per la Finlandia, dormiremo anche in Finlandia e Finlandia arriviamo a Capo Nord. L'ultima tappa l'abbiamo fatta a breve, 150 km appunto per arrivare a Capo Nord, che poi alla fine a Capo Nord c'è il mappamondo, non so se hai mai visto, c'è un mappamondo là di ferro stilizzato, basta, non c'è altro. Non c'è nulla. Quindi arriveremo lì. Cosa farete quando arriverete là?
Foto, stiamo lì 3-4 ore perché di più non Lo abbiamo facciamo un senso. collegamento via Skype con Storie di Magari, Famiglia? certo. Sì, si può fare. Così cioè, comunichiamo ai nostri telespettatori, siamo arrivati. Facciamo. Poi da Capo Nord partiamo per il ritorno, il secondo giorno del ritorno ci fermiamo a Rovaniemi, il paese di Babbo Natale, porteremo il sacco con le letterine di tutti i bambini, arriviamo ad Helsinki, Finlandia, tutta Finlandia, la costa finlandese, perché ce l'ho qui io ma non ce l'avevo data, e da Helsinki prendiamo un traghetto e là ci metteremo 30 ore circa ad arrivare ancora in Germania. Questo è il ritorno, qui ci riposeremo un po' il ritorno, sono 1300 km, eccola là, Ve risparmiati. la prendete un po' con comodo? Sì. Vabbè, dai, insomma, E dalla poi Germania... è il periodo di vacanze, quindi anche voi il resto. E dalla Germania torniamo giù, ritorneremo sempre a Posso Cazzago. puntualizzare una cosa? In teoria il 15 di agosto c'è l'arrivo. A che ora? Si può dire? Nel pomeriggio. Nel pomeriggio. Io se Deve posso essere. puntualizzare una cosa, volevo dire che noi i soldi per il viaggio ci stiamo autotassando, Sì, no, hai fatto molto bene, Dennis, hai fatto molto bene in modo tale che chi vuole contribuire, esatto, che non pensi che questi, cioè questo Soldi. denaro che Per magari distinguere le due cose. esatto, Noi i nostri accreditano soldini nel li vostro tiriamo conto. fuori per il viaggio, per cui La roba non sono per spesarci noi. prettamente per il Esatto, viaggio. quindi vogliamo ribadirlo bene, autotassiamo. esatto, il denaro per le spese sia dell'alloggio e del cibo che poi appunto vi servirà per questo viaggio è del denaro che mettete voi personalmente, vi autotassate. Tutto invece quello che verrà donato dalla gente, da chi vuole contribuire attraverso appunto il vostro IBAN che trovate nel sito www.solidape.it andrà a queste 4 associazioni, l'associazione Oltre il Muro, l'associazione La Colonna Onlus e all'Anfas e alla LILT. Noi siamo quasi al termine. Un'ultima cosa, facciamo anche degli associati, quindi chi vuole associarsi a noi abbiamo pensato a delle tessere, ok? Socio ordinario 20 euro, socio sostenitore 50 euro, chi vuole comunque può fare la donazione senza nessun tesseramento. Ai soci sostenitori abbiamo pensato di fare questo regalino, una borsetta, una borsetta con scritto Solidape, bellissima. una bussola perché non andiamo al nord, quindi la bussola indica sempre il nord, ok? E un adesivo, chi vuole se lo attacca dietro, abbiamo anche degli adesivi magnetici, quindi bellissimo. queste cose qua te le regaliamo sperando che grazie. attacchi l'adesivo dietro anche nella tua macchina. Okay? Assolutamente sì, guarda, potrei anche grazie. attaccarlo qua, però sulla stoffa ho paura che non regga. C'è una cosa che dobbiamo adesso scoprire, Pietro, Michele, gliela facciamo sta domanda. Allora Pietro, Beh, facciamo così, vi aspetto alla partenza il 23 a Cazzago, che così lo scoprirete tutti quanti assieme. sei molto furbo, devo ammettere, comunque hai fatto bene, così noi speriamo che ci siano tantissimi amici che appunto vi vedano partire, che soprattutto vi facciano il loro in bocca al lupo per questo lunghissimo viaggio. Ed è lo stesso che vi faccio io naturalmente e tutta la redazione di Storie di Famiglia, che ringrazio perché abbiamo fatto una puntata molto particolare, quindi ringrazio di cuore per la regia Italo Morao, Andrea Basso e naturalmente alle camere Paolo Trentin e Federico Cibotto. Storie di Famiglia si conclude qui, vi saluto tutti, vi bacio naturalmente e in bocca al lupo, ci vediamo quando tornate. Cosa dite? Grazie, un applauso a Nelly. Applauso a voi naturalmente, noi ci vediamo la prossima settimana, arrivederci, grazie.